ed oggi torna il vetro che è stato sempre presente in biennali del passato, torna con veri artisti, a tutti gli effetti artisti, che usano questa materia non per fare oggetti utili, ma per fare oggetti utili in un senso più alto, come possono essere appunto gli oggetti che abbelliscono la nostra vita, senz'altro ulteriore scopo. È difficile pensare a Venezia senza Murano e senza la produzione vetraria di eccellenza. Ripeto, c'è anche una produzione più diciamo per il mercato, queste che vedrete sono grandi sculture, opere uniche, ma che trascinano, hanno sempre trascinato, hanno sempre fatto da traino durante tutti i secoli anche la produzione più appunto comune e che è sempre comunque di grandissima qualità. Noi difendiamo il marchio del vetro di Murano, anche il Comune appoggia tutte le iniziative a difesa del marchio, che è un marchio riconosciuto a livello comunitario, ma ripeto, questa esposizione in un contesto talmente prestigioso farà molto bene anche all'economia della nostra città. Quindi grazie a chi l'ha pensata, grazie alla Regione che l'ha realizzata e grazie a tutti voi per la vostra presenza. Ringrazio innanzitutto Ferruccio Franzoia che si è nascosto in fondo e che in poche settimane è riuscito a realizzare una mostra così importante. Grazie davvero Ferruccio per quello che sei riuscito a fare. Se avrete il tempo e la voglia di guardare le biografie degli artisti che espongono in questo padiglione, vi renderete subito conto come in queste biografie si intreccia un po' la storia artistica e culturale della nostra città, nella sua dimensione più gloriosa, più specifica, più nostra, quella del vetro, della grande arte del vetro, è una dimensione internazionale. Quasi tutti gli artisti, anzi tutti gli artisti che sono presenti in questo padiglione hanno collegamenti, hanno fatto esperienze, fanno mostre, sono ovunque nel mondo ed è questo il significato vero del ritorno di questo padiglione alle origini. Da quello che ha detto il Presidente Baratta, da quello che ha detto il Sindaco e credo anche di interpretare il pensiero di Amerigo Restucci, cioè del Consiglio di amministrazione, invece di continuare a fare, cioè abbiamo fatto Vedova ieri, oggi e domani, abbiamo fatto Scarpa ieri, oggi e domani, va bene. Questa mostra ci fa capire che dobbiamo non fare i pittori, gli scultori del Veneto, quelli se sono bravi vanno nel resto della Biennale. Qui dobbiamo mettere tutte quelle che, come ha detto Baratta, arti figurative o arti decorative o design, cioè quelli che lavorano e creano e vanno in giro per il mondo cose come il vetro. In origine c'erano lacche, tessuti, mobili, eccetera. Penso che questo faremo d'ora in avanti. D'altra parte il padiglione nuovo delle esposizioni, che si presenta ormai come nell'intenzione di essere un museo permanente, quindi una biennale finalmente aperta tutto l'anno, anche questo potrà essere un padiglione aperto tutto l'anno. Grande è la nostra gioia per la presenza del Ministro Bondi, delle altre autorità, del Vicepresidente Tesserin. Sicuro adesso si arrabbia, ma voglio fare a nome di tutti voi gli auguri a Cacciari per il suo compleanno.